Leggevamo su una pagina online Veneto Orientale Informazione un servizio datato 1 dicembre 2023 sul materiale ligneo spiaggiato messo a disposizione della cittadinanza. La mareggiata era quella a cavallo tra ottobre e novembre dello scorso anno, aveva provocato una notevole erosione del litorale di Eraclea, depositando un'importante quantità di materiale legnoso proveniente dai fiumi che lo hanno riversato in mare, le cui correnti lo hanno poi deposto sulle spiagge, più o meno la stessa situazione vissuta a Isola Verde, in parte a Sottomarina. A Eraclea il comune ha autorizzato i privati a prelevarlo attraverso addirittura un avviso pubblico riportato dalla stessa pagina di informazione che qui riportiamo a nostra volta. Ritenuto che tali materiali costituiscono impedimento alle operazioni di messa in sicurezza e manutenzione delle opere di difesa al mare, oltre ad essere intralcio all'accessibilità pubblica alle aree del demanio marittimo, si avvisa che il materiale legnoso spiaggiato a seguito di mareggiata è a disposizione a titolo gratuito dei privati cittadini per modesti quantitativi inferiori a 40 quintali, purché destinati ad esclusivo uso domestico non commerciale, come indicato nella circolare della Regione Veneto, protocollo 06 11 86 31 del 16/11/2023, di cui alla DGR numero 1309 del 2022. Gli interessati dovranno preventivamente inviare comunicazione in carta semplice all'autorità competente regionale, la quale entro il termine di 7 giorni può vietare l'attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica o fornire prescrizioni al riguardo. Trascorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'attività può essere svolta. La circolare esce dalla Regione Veneto. Sottomarina e Isola Verde del Comune di Chioggia hanno avuto lo stesso problema che Eraclea ha provato a risolvere, dando ai cittadini la possibilità di prelevare il legno spiaggiato. Quella che stiamo vedendo ora è la situazione che si presenta agli occhi dei residenti e dei turisti che si accingono ad entrare alla spiaggia libera alla foce del Brenta, un ammasso di rifiuto ligneo non ancora raccolto a luglio iniziato nel pieno della stagione turistica. Il problema del non conferimento, ci hanno riferito, sembra dovuto alle misure della rampa e alla sua stabilità. Supporterebbe il peso di un camion carico di legname o sprofonderebbe mettendo a repentaglio la sicurezza degli operatori? Meglio non tentare, ma ciò non significa meglio non fare nulla e attendere che scompaia. Significa cercare soluzioni alternative. Via acqua, attraverso una chiatta, stabilizzare prima la rampa, poi procedere, potrebbero essere due possibilità, ma anche raccoglierlo dove sia più semplice il successivo ritiro, viste le difficoltà attuali, o valorizzarlo facendo credere che sia un'installazione artistica. In questo caso però andrebbe controllato. Tra i rami contorti e intrecciati è stata recuperata una carogna in putrefazione, riconosciuta solo dall'odore che emanava. Quella era difficile farla credere parte dell'installazione. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia.